Avventura Playoff, quarti di finale gara 1, a Forte dei Marmi si approntano la Canniccia Motor Club Versilia Hockey Forte dei Marmi contro l'Hockey Sarzana. Prima cioè seconda e settima del regular season. Prima di andare ad analizzare quelle che sono le situazioni che potrebbero verificarsi o che si sono verificate in passato, io direi di ascoltare subito i due allenatori partendo dall'ospite, l'amico Sergio Festa. Con Sergio Festa alla vigilia di quello che possiamo dire che fino a 3 mesi fa era insperata questa posizione. Beh, sicuramente non eravamo partiti benissimo a livello di classifica, non di prestazioni, però non eravamo stati premiati a inizio campionato per il lavoro fatto. Diciamo che abbiamo seminato e abbiamo raccolto un po' più avanti. Nel pomeriggio, preparando la partita, guardavo i numeri eccetera, no? Però voglio dire, posizioni, numeri, ormai nulla esiste più, si ricomincia un campionato nuovo da stasera. No, vabbè, chiaramente tutto quello che è stato fatto finora serve solo per dare fiducia al gruppo, consapevolezza nei propri mezzi, però chiaramente queste partite, i playoff, le coppe sono tutte situazioni diverse dove ogni errore pesa, dove ogni episodio può cambiare una partita e quindi ogni dettaglio poi alla fine fa la differenza. Un Sarzana che arriva a Forte dei Marmi consapevole della forza dell'avversario, ma anche sulle aree di un entusiasmo importante. Quante sono le gare adesso? 9 gare se non mi sbaglio, Udili. Sì, veniamo da diversi risultati positivi. Sinceramente a me i numeri non mi sono mai interessati, mi interessa vedere in allenamento la crescita della squadra, mi interessa vedere la forza del gruppo e quindi punterò su questa cosa qui. Sappiamo che di fronte abbiamo una grandissima squadra e che per far sì che usciamo vittoriosi da questa pista dovrà andare tutto bene a noi e loro dovranno essere un pochino al di sotto di quello che sono di solito. Ti ringrazio Sergio, alla prossima. Grazie a voi, buonasera a tutti. Bene, allora a seguire vediamo anche quella che è la formazione che questa sera arriva qua al Pala Hockey di Forte dei Marmi. La formazione dell'Hockey Sarzana, portiere con il numero 10 Simone Corona, con il numero 16 Francesco Venè, poi con il 5 Marcelo Manriche, con il 9 Domenico Illuzzi, con l'11 Davide Borzi, il 24 Lorenzo Antotto, Francesco De Rinaldis, il 16 avevamo detto Francesco Venè, portiere a sostegno, l'allenatore il signor, abbiamo sentito, Sergio Festa. E prima di parlare con Giulio delle parole dell'allenatore sentiamo anche il pensiero di mister De Cerone per questa gara. Con Mirko De Cerone, partita importante, siamo arrivati al dunque, inizia un nuovo campionato questo. Dici giusto, inizia proprio un nuovo campionato, quello che abbiamo fatto finora ci è servito per arrivare fino a qua e affrontare eventuale bella in casa, però si riparte da zero, è praticamente un derby con una squadra che è in salute, molto in salute, una squadra ben messa in campo. Sergio sta lavorando bene, nonostante sia, diciamo così, alle prime battute come allenatore, ma sta facendo veramente bene e quindi sarà dura, ma noi ormai è da settembre che affrontiamo cose dure, quindi andiamo avanti a testa bassa. La differenza fra le due squadre, al di là dei valori in pista, loro hanno giocato per tutto il periodo e noi abbiamo avuto questo stop. Questi 15-20 giorni di stop fanno più bene o più male? Ma è una domanda che mi faccio anch'io, ma sinceramente, nel senso che abbiamo sicuramente recuperato energie mentali e i ragazzi comunque alla ripresa hanno cominciato subito col piede sull'acceleratore, però il ritmo partita sicuramente ti manca, quindi questa partita qua servirà anche per riprendere un po' i ritmi, riprendere un po' le misure delle partite di campionato
e spero che la pausa ci abbia fatto più del bene che del male. Durante la pausa abbiamo avuto il mondiale Under 23 dove uno dei protagonisti assoluti è stato Andrea Borgo. Ce lo riconsegnano, non che ce ne fosse bisogno, ma con una consapevolezza credo personale importante, capitano, bomber. Ma Andrea, nonostante sia ancora giovane, è una persona estremamente matura, un atleta estremamente maturo, si cura al 100% fuori e dentro dalla pista e pian piano raccoglierà sicuramente i frutti di quello che sta seminando, perché ha fatto un europeo secondo me di alto livello, ha trascinato la squadra, lui da esterno e Fongaro secondo me come portiere hanno fatto un europeo sopra le righe e quindi spessa a fare. Bene, io ti ringrazio Mirko. Grazie a voi, grazie. Vediamo la formazione rossoblu, la Cannuccia Motor Club Versilia si schiera questa sera in pista con il numero 22 portiere e capitano Riccardo Ognata, con il 5 Federico Ambrosio, con il 6 Andrea Borgo, 7 Diego Chereches, 33 Gabriele Ambrosio, 55 Patrizio Patro Pignazar, 57 Francesco Rossi, 87 Cisco Pignazar, 99 Enrico Torner, 44 portiere a sostegno Raffaello Ciupi, allenatore Mirko De Cerone. Gli arbitri della serata sono Matteo Galoppi e Mauro Gian Gregorio, coadiuvati al banco dei cronometristi all'ausiliario Luca Rossi e al cronometro Alessandro Capparelli. Giulio, abbiamo sentito Sergio, gran lavoro, gran lavoro, gran lavoro. In effetti viene una striscia positiva impressionante. Sì, una striscia positiva che l'ha portato da una zona diciamo play out a qualificarsi tranquillamente per i playoff, diciamo così. Poi nel preliminare ha superato il centro giovani con 2 pareggi, quindi sfruttando la miglior posizione in classifica, e però una squadra insidiosa, anche se stasera mancherà uno dei tanti ex, ovvero sia Rubio, però è una squadra con numerose individualità di cui avremo poi modo di parlare, ma che non scopriamo certamente stasera, visto che insomma fra Sarzana e Forte dei Marmi c'è una vicinanza anche territoriale, e poi appunto i molti giocatori che si sono scambiati, o meglio che sono passati da Forte dei Marmi soprattutto a Sarzana, De Rinaldis, lo stesso Rubio che non c'è, Festa, Illuzzi eccetera. È una partita in cui solo il Forte dei Marmi ha da perdere, il Sarzana il suo l'ha fatto, può giocare sicuramente più tranquillo di testa. Condivido la preoccupazione diciamo così di De Cerone, che deve vedere come la squadra ha reagito a questo periodo di pausa agonistica, e vedremo, sarà certamente una bella partita come lo sono state in campionato, dove in regular season il Forte dei Marmi non è riuscito mai a superare il Sarzana. Bene, dunque torniamo mentre lo speaker ufficiale dà l'annuncio delle 2 formazioni, un nutrito gruppo di incessanti qua al Palahockey di Forte dei Marmi a sostenere la squadra che questa sera gioca in tenuta bianca con inserti rosso-neri, classica tenuta rosso-blu, quella del Forte dei Marmi. Concedetemi 2 divagazioni, intanto i complimenti e un grazie a Raffaello Ciupi e Andrea Borgo, reduci da un campionato europeo Under 23 giocato alla grande, in maniera molto ironica. Prima ho detto a Raffaello l'unico portiere imbattuto dell'europeo, mentre Andrea Borgo, capitano della formazione bomber, insomma ha fatto un europeo anche lui di grandissimo livello. E poi una cosa un po' meno lieta, è venuto a mancare nei giorni scorsi Francesco Capovani per molte telehockeyistiche, non vuol dire niente, ma è stato in passato ai tempi mitici della radio, quando si raggiungeva con una prolunga il telefono per fare le cronache, i posti più sperduti d'Italia. Molto spesso mi ha accompagnato, non che facesse cose eccezionali, ma mi manteneva sveglio durante il tragitto, e ovunque sia, se mi sente gli dico soltanto so niente e lui sa, e sicuramente si farà una grossa risata. Comunque un ciao e un saluto all'amico Francè. E veniamo alla gara di questa sera. Dunque, come diceva giustamente Giulio, un pareggio e una sconfitta contro il Sarzana,
Dunque anche qualcosa da farsi perdonare il Forte dei Marmi dai propri tifosi, ma sicuramente servirà una grandissima concentrazione. La mancanza di Rubio è una mancanza importante per la formazione salzanese, ma credo che il buon Sergio Festa avrà approntato qualcosa di particolare proprio per sopperire alla mancanza. Eh sì, anche perché Rubio insomma non ha bisogno di presentazioni, ha giocato nel Forte dei Marmi, nel centro giovani, nel Sarzana. È un giocatore che non si ferma mai, è un giocatore che anche il rossoblu era uno di quelli che aveva meno cambi rispetto agli altri, perché è un elemento importantissimo proprio nell'economia di gioco. Però il Sarzana, come tutte le squadre ormai da qualche anno della Serie 1, è una formazione che non ha gli uomini contati, quindi è chiaro che l'esperienza di Rubio si sentirà come assenza, però il Sarzana ha altre frecce al suo arco e quindi non guai pensare che l'assenza di un semplice giocatore possa influire e spostare gli equilibri, ripeto, di una squadra che il Forte dei Marmi ha dimostrato di soffrire nelle 2 partite in cui l'ha affrontata, e fra l'altro insomma nell'andata specialmente non stava neanche attraversando un bel periodo il Sarzana, quindi vuol dire che è proprio una tipologia di gioco, merito di Festa, che mette in difficoltà i rossoblu. Vediamo se questa sera ci sarà il non c'è 2 senza 3. Galoppi Matteo, Mauro Gian Gregorio pronti. Le formazioni in pista questa sera per il Sarzana: in partenza abbiamo Corona, Illuzzi, Borzi, Ortiz, De Rinaldis, dall'altra parte Riccardo Ognata, Pato e Cisco Ipignazar, Torner, Federico Ambrosio. Tutto pronto per il fischio d'inizio, si parte con Borzi in possesso di sfera, la cambia per De Rinaldis, per Borzi ancora, sgroppata in fascia sinistra, attaccato, cerca la conclusione che non riesce, la sfera è recuperata, Pato Ipignazar deve andare a manovrare, cerca un compagno, lo trova in Cisco, finta il tiro, l'appoggio è per Pato, da questi a Torner ancora per Pato, per Cisco che tenta il filtrante al centro, ma c'è lì il Luzzi che fa buona guardia, rilancia l'azione per la formazione ligure. Ancora il Luzzi, ultimo uomo, l'appoggio è per Borzi, esce dalla zona antigioco Ortiz, ancora il Luzzi al centro per il tentativo di spizzata di De Rinaldis, fermato molto bene da Ambrosio, poi Ambrosio sulla sfera, incrocia, esce Ambrosio, l'appoggio è per Pato Ipignazar, per Ambrosio ancora in fascia destra, non c'è nessuno, sfera all'indietro dunque per Cisco, da questi a Torner, l'attacco di Torner per Ambrosio, per Pato Ipignazar, per Torner, la percussione di Torner, poi attaccato Torner, trattenuto, messo giù, e l'arbitro assegna il primo fallo di squadra a carico del Sarzana dopo 1 primo e 17 secondi. C'è l'ammonizione a Torner, che probabilmente ha chiesto qualcosa in più. Dunque ammonito Torner dopo 1 primo e 17. Tutto pronto, Ambrosio sulla sfera per Torner, Torner la cambia, c'è il fallo ancora di Ortiz su Ipignazar. Tutto pronto per la battuta decentrata, Torner in possesso di sfera, da questi a Pato Ipignazar, Torner ancora, missile di Torner, la deviazione di Ambrosio è però fuori dallo specchio della porta, sfera per il Luzzi, cerca di andarsene in fascia destra, controllato da Ipignazar, finisce a terra, l'arbitro dice che non c'è fallo, ne esce Cisco, da questi a Torner, il missile di Torner passa al lato, non c'è nessuno sulla ribattuta, dunque Borzi può rilanciare l'azione per la formazione di Festa. Ancora il Luzzi, dall'altra parte Ortiz, fa cenno mister Festa di immaginar sfera, poi la conclusione è murata, non se ne avvede però Pato, e dunque la riconquista del Sarzana che può tornare a manovrare. Ortiz per De Rinaldis, per Borzi ancora Borzi,
dietro porta per De Rinaldis, ma c'è la stecca alta di De Rinaldis, la punizione in favore del Forte Marmi, già battuta di Pignazar per Cisco va in percussione, si ferma, l'appoggia per Torner, sfera all'indietro, Pato per Torner ancora, si chiudono di prima attenzione di Pato e Pignazar, ben piazzato Corona, riesce a fermare, rilancia l'azione, c'è il tocco di Torner, sfera che finisce fuori dal rettangolo di gioco, la punizione in favore della formazione ligure. Giulio. Ma è un inizio non particolarmente su ritmi sostenuti come ci eravamo abituati in altre circostanze, ma c'è da tener conto un'altra cosa che non abbiamo detto, che comincia a esserci anche una temperatura non particolarmente invernale e anche questo si sente, e nei playoff è una cosa di cui tener conto, perché poi quando si arriva alla conclusione giocare con una temperatura come quella estiva, come quella invernale, cambia parecchio, per di più a fine stagione. Però ecco un inizio in cui mi pare che ci sia abbastanza alternanza di occasioni. Intanto la conclusione di Pignazar, comparata anche questa volta di Corona. Si schiera a fase difensiva il Versilia Motor Club, la manovra il Sarzana con il Luzzi, da questi a Borzi. La percussione di Borzi, cerca di andarsene, su di lui si porta Ambrosio, gli impedisce di arrivare nella zona calda, anzi gli soffia a sfera. Ambrosio non si sanguina davanti allo squalo perché ti morde, e questo è quanto è successo, rivediamolo. Sì, vabbè, è chiaro che regalare una pallina così a Ambrosio è letale, poi ci sta, no, si sbaglia tutti, però insomma diciamo che era il giocatore meno adatto a cui dare una pallina perché si potesse lanciare da solo, e ha sfruttato l'occasione. E come diceva giustamente Festa, no? Il Sarzana, è chiaro che quando c'è una partita in cui si affrontano due squadre con una notevole differenza di punti e di piazzamento, quella che parte sfavorita deve giocare al massimo e deve cercare di sbagliare il meno possibile, e il Sarzana ha commesso un errore e si è visto subito che deve sbagliare poco perché è stato subito punito. Ambrosio ancora, e questa volta Corona riesce a fermarlo, ma ancora una pallina sanguinosissima lasciata sulla stecca di Federico Ambrosio, non è riuscito ad alzarla quel centimetro che serviva. Corona bravissimo, è stato bravissimo perché era stato superato, si è girato su se stesso e l'ha levata praticamente quasi senza vederla la pallina, con la mano diciamo di ritorno. Ma del resto non lo scopriamo oggi, Simone Corona è uno dei portieri affidabili di questo campionato. Ancora il fallo questa volta di Ambrosio, c'è il primo fallo a carico del rosso-blu, blocco vistosissimo di Ambrosio, battuta il Luzzi in possesso di sfera, questa volta è De Rinaldis, fischiato anche questo blocco, strano, 2 blocchi di seguito, Giulio, è stranissimo vederli, è stranissimo. Dunque Torner, tentativo filtrante per Ambrosio, si intromette il Luzzi, la sfera è per Ortiz che porta avanti i suoi, poi fa partire un tiro che si stampa sulla stecca di Pato e Pignazar, si era fuori dal rettangolo di gioco dopo il tocco di Ortiz. La punizione in favore del Forte dei Marmi, battuta in questo momento. Tornero in possesso di sfera, da questi ad Ambrosio, attaccato, attenzione, però si intromette De Rinaldis, poi Ambrosio caparbiamente, missile fuori al lato di un soffio sulla ribattuta, non ci arriva per un centimetro. È stato Corona che nella ribattuta ha allontanato la pallina, altrimenti era sua. Comunque gran momento di Ambrosio, sta facendo veramente grandi cose, anche se ha segnato una sola rete, ma è veramente pericolosissimo. Questo poi insomma, ti consente di avere un uomo che non puoi abbandonare mai, e non è cioè nessuno può essere abbandonato né da una parte né dall'altra, ma quando te lo trovi in grande spolvero come questa sera Ambrosio, nonostante siano passati solo 5 minuti, un gol e almeno 2 occasioni nitide per lui. Tanto ancora una sfera recuperata dai Pignazar, rilanciata per Torner,
per Ambrosio, fuori Mietta, attenzione Borzi per Illuzzi, la cambia indietro per Ortiz, da questi a De Rinaldis, ancora Illuzzi nello stretto, fase difensiva rosso-blu per De Rinaldis, ancora Illuzzi, De Rinaldis, la sfera recuperata da De Rinaldis, rilanciata per Borzi, da questi a Illuzzi per Borzi, ancora missile di Borzi, murato ancora una volta dai Pignazar, che ha già intercettato almeno 3 tiri dalla distanza, poi si mette in proprio e segna un capolavoro. Questo va esposto agli Uffizi, signori. Gran gol, davvero. Fra l'altro c'era stato anche un intervento dubbio su di lui, lo rivediamo, eccolo qua, e mentre è in caduta riesce a tirare. Infatti gli arbitri hanno avuto un attimo di esitazione, c'è il time out chiesto dal Sarzana e poi giustamente hanno concesso la rete, perché sennò sarebbe stata la regola dello svantaggio. Beh, io direi di rivederla ancora una volta, se è possibile, la regia, da tutte le angolazioni possibili, perché veramente, eccolo qua, lo supera, viene messo giù nel cadere, riesce a tirare e a freddare Corona. In questo caso direi incolpevole, perché insomma, quando un uomo sta cadendo, insomma, tutto ti aspetti. Corona ha salvato 2 reti nitide su Ambrosio, quindi non ha certamente responsabilità su questa rete. È un Forte dei Marmi quindi che, pur non giocando sui ritmi in cui l'abbiamo visto varie volte in campionato, però sta gestendo molto molto bene questa partita. È entrato intanto Borgo. Per il Sarzana un'ultima cosa, prima del primo gol del Forte dei Marmi avevo visto Festa cercare di invitare i suoi a girare la palla più velocemente, evidentemente si immaginava che un gioco troppo riflessivo potesse poi fare il gioco del Forte dei Marmi. Formazione invariata per quanto riguarda il Sarzana, Forte dei Marmi dentro Borgo e fuori Ambrosio, primo turno di riposo, 17:52. Dunque la sfera è per Torner ancora, Cisco, Pato, Torner, il tiro passa al lato, la recupera Cisco, il rilancia per Torner, all'indietro per i Pignazar, ancora Cisco per Enric, cerca un compagno, lo trova in Borgo, lontanissimo su di lui Ortiz, cerca di andarsene Borgo, si ferma, poi cambia, ancora sfera per Pato i Pignazar, la sfera all'indietro, Torner, il missile, la traversa, se non vado errato, di Torner, sfortunatissimo, ci prova anche Pato, niente da fare, è stato ridati 45 secondi, perciò forse c'è stato il contatto da parte di Corona, ma la sfera in una qualche maniera torna in possesso del Sarzana. Corona che tiene a galla, fa da salvagente per il Sarzana, perché la martellata di Torner veramente impressionante. Sfera per Borzi, dall'altra parte Ortiz, Illuzzi cerca di andarsene, mette una sfera accompagnata, Torner in anticipo su tutti, la rilancia per Pato, si ferma in maniera intelligente, cambia per Cisco che avanza, esce dalla zona buia, Cisco l'appoggia per Torner, attaccato, supera l'avversario, la cambia con Borgo dietro porta, Borgo, il tentativo di filtrante che non riesce, è Illuzzi che finta il tiro, poi finisce a terra, l'arbitro dice che è stata presa la sfera, non c'è punizione, Borgo può ripartire. Il cambio con la sfera dall'altra parte per i Pignazar, che aveva intrapreso un duello con De Rinaldis. Al momento, Giulio, un buon Forte dei Marmi. Sì, e tra l'altro è anche cresciuto, devo dire, probabilmente il Sarzana ha risentito psicologicamente dell'1-2, però il Forte dei Marmi è cresciuto anche come intensità, mi pare. Intanto è Borgo che recupera sfera, attaccato ancora, non può andare perché è fermato in una qualche maniera da Borzi. L'arbitro dice che è tutto regolare e si riparte. Borzi in possesso di pallina, la cambia con Ortiz,
ancora lui per De Rinaldis, Francesco per il Luzzi, dietro porta il Luzzi, aspetta il piazzamento, ancora il Luzzi che deve uscire, attaccato da Borgo, sfera all'indietro per Borzi, dietro porta per il Luzzi, ancora il Luzzi fa tutto da solo, cede per Borzi che se ne va alla conclusione, che però passa al lato, scadono i 45, c'è il time out chiesto questa volta da mister De Cerone. 14:43 alla fine, 2-0, gol di Ambrosio al 3:54, al settimo Pato e Pignazar, gol capolavoro, e dunque questo è quanto. 4 falli a carico del Sarzana, a quota 1 il Forte dei Marmi, si va alle panchine, Giulio. Sì. E avranno di che parlare. Senz'altro, anche perché il Forte dei Marmi chiaramente deve fare leva su questo doppio vantaggio per cercare di gestire la situazione, insomma la partita. Il Sarzana per contro deve cercare di riportarsi sotto, anche per mettere più pressione alla formazione rossoblù. Un Sarzana che aveva iniziato bene, cioè giocando praticamente alla pari, poi le 2 reti del Forte dei Marmi, una su una imprecisione sulla metà pista e l'altra su veramente una grande azione personale di Pignazar, più altre occasioni che c'erano comunque già state, hanno un po' messo in difficoltà la formazione di Festa, che però insomma, con tutto il tempo che c'è ancora da giocare ha ampiamente il tempo per rifarsi. Senza ombra di dubbio intanto entra con il numero 77 Cosimo Mattucini, ex rossoblù, con il numero 5 Marcelo Manrique. Turno di riposo per Borzi e De Rinaldis. Borgo in pista, la sera è per Pato, dietro porta per Borgo, dall'altra parte Torner per Pato, ancora per Torner, il missile di Torner, la smanacciata, sfera fuori dal rettangolo di gioco, la punizione in favore dei rossoblù. Pallina che finisce oltre l'altezza regolamentare, si riprende al vertice basso alla destra di Simone Corona. Battuta in questo momento Torner in possesso di sfera, l'appoggio è per Andrea Borgo, Borgo la tocca a Cisco e Pignazar, Torner ancora, Pato ancora per Cisco, per Pato, non c'è nessuno per lo scarico, lo fa in questo momento ma deve lottarla con Ortizza, la meglio, la grande, ci prova in prima intenzione, il triangolo su Borgo, fa buona guardia Simone Corona, buona triangolazione ma un ottimo Corona in porta. La serie per il Luzzi, Cosimo attaccato, scusate, era Ortizza attaccato, la cambia con il Luzzi, sfera in profondità per Cosimo, finisce a terra, la recupera dunque Cisco, incrocio con Pato, tanto turno di riposo anche per Pato e Pignazar, entra Chicco Rossi, altro tanto ex, intanto c'è il fallo di Borgo su Cosimo Mattucini, la punizione in favore del Sarzana già battuta. Ortiz, Cosimo Mattucini, Ortiz ancora, cerca e trova in orizzontale il Luzzi, Ortiz ancora al limite dell'antigioco, cerca il varco, poi il tiro è fermato ma ancora il Luzzi alla meglio su tutti, mantiene il possesso di sfera, cerca di andarsene dietro porta ma c'è l'intervento del portiere Ignata, poi sotto gamba, niente da fare, con calma ne esce Chicco Rossi, spintonato alla balaustra da Manrique, la punizione vale il quinto fallo a carico del Sarzana. Tutto pronto per la battuta, in questo momento Chicco Rossi in possesso di sfera, si ferma, incrocia con Torner, poi si intromette
Domenico Illuzzi con grande esperienza, la rilancia su Ortiz, da questi a Illuzzi. Illuzzi ancora, porta l'insidia su Manrique, attaccato da Borgo. Ortiz, Illuzzi, il tiro accompagnato per il tentativo di spizzata che non riesce, si lotta all'angolo, alla meglio Cosimo, poi però c'è la sfera sparata lontana da Borgo, recuperata dal Forte dei Marmi con il tiro di Chicco sotto misura, che poi però è fermato molto bene ancora da Corona, che è più che un salvagente in questa occasione. Siamo dall'altra parte con la martellata, questa volta recuperata dal Forte dei Marmi, 2 contro 1. Torner, gol! Enric Torner si risveglia il Vigno sotto porta e si prende quello che poco fa gli è stato negato sul gran tiro dalla distanza. 3-0 Enric El Niño Torner. Time out Sarzana. Prego Simone della regia, faccelo rivedere. Eh sì, gran gol e soprattutto perfetta esecuzione di questa ripartenza, perché Pinazzara è partito con la pallina in suo controllo, ha guardato, ha aspettato che Torner si liberasse ancora meglio, gli ha dato la sfera e non c'era niente da fare per Corona in questa circostanza. Forte dei Marmi quindi che porta a 3 il proprio vantaggio, una partita che per il momento è decisamente incanalata a favore dei rossoblù. Ricordo che se qualcuno magari si fosse distratto, i preliminari si giocavano al meglio delle 2 partite, nel senso che contavano i pareggi, contava tutto, e infatti il Sarzana si è qualificato grazie a 2 pareggi contro il Centro Giovani, non perché le reti va in trasferta, ma perché semplicemente era piazzato meglio, quindi non ci sono stati supplementari né altro. Da questa volta, cioè dai playoff, si gioca nei quarti al meglio delle 3 partite, semifinale e finale al meglio delle 5. Non è ammesso il pareggio, quindi in caso di parità dopo 50 minuti supplementari e rigori, quindi evidentemente ci sarà da vincere 2 su 3 nei quarti di finale per accedere in semifinale. 13:38 alla fine, il risultato di 3-0, Ambrosio, Pato, Ipignazar e Torner. Formazione invariata, no, è rientrato in realtà Pato Ipignazar, turno di riposo per Enric Torner, autore della rete, mentre il Sarzana gioca con Illuzzi, Ortiz, Mattugini e Manrique. La conclusione è fermata ancora, però Manrique alla meglio su Chicco Rossi, poi Pato gli sradica sfera, rilancia dall'altra parte per Andrea Borgo che rimposta l'azione d'attacco, ancora per Cisco, Pato, Cisco ancora per Borgo, Borgo per Chicco Rossi attaccato da Ortiz, Rossi che poi mantiene il possesso della sfera, che rimane a metà corsa, è Manrique il più veloce, ma poi la fase difensiva di Borgo. Attenzione a Chicco Rossi e ancora Corona a fermare. Chicco Rossi ha 2 occasionissime Sì. fermate dall'ex compagno. Non ha neanche avuto fortuna, perché c'è stato anche qualche rimpallo in queste 2 circostanze, però è stato anche bravo Corona. Diciamo che fra i tanti ex Chicco Rossi è il più ex di tutti, Sì, insomma, perché ha giocato tanto di là e tanto di qua. è vero. Perciò, Pur non insomma, essendo poi della zona. No, bassanese, sponda roller Bassano. Poi ha incontrato gli occhi della Chiara, è diventato versinese. Ancora Mattucini, cambia per Ortiz, da questi a Illuzzi si ferma, mette la sfera al centro, ma è riconquistata ancora da un Pato Ipignazar che sta facendo una fase, al di là della rete, una fase difensiva da diavolo a 4, e c'è adesso il fallo di stecca alta da parte del rossoblu e la punizione in favore del Sarzana, che riparte in questo momento. Intanto è pronto al cancello Fede Ambrosio, ancora Illuzzi ancora cerca una percussione al centro che non riesce per l'intervento di Pignazar, da Cisco a Pato, sfera all'indietro, attenzione che
c'è il Luzzi che riesce a servire Manrique, ma riesce a chiudere approfittando del momento del cambio, dentro Ambrosio e fuori Chicco Rossi. Approfittando del momento del cambio, una sfera che schizza lontana, ma il Forte dei Marmi si ricompone e torna a fare una buona fase difensiva in questo frangente. Pronto al cancello anche Borzi per rientrare in pista, ma è il Luzzi che porta l'insidia. L'appoggio è per Manrique, da questi ancora il Luzzi, dall'altra parte Ortiz ancora, la sfera recuperata, Ambrosio per Cisco, da questi a Borgo, Pato in profondità dietro porta per Borgo, che adesso deve trovare qualcuno per lo scarico. Si fa vedere Ambrosio, ma il defilato non può andare alla conclusione e dunque è Pato e Pignazar per Borgo, ancora al centro per Pato, ma c'è qualche centimetro di panza fra i due e allora ci riprova ancora Pignazar per Ambrosio, però il filtrante non riesce, dunque Ortiz può riportare l'insidia verso l'area rosso-blu, controllato da Pato e Pignazar, riesce a servire Manrique a ritroso per Borzi, subentrato a il Luzzi, la sfera recuperata ancora da Pato e Pignazar. Gran mestiere su questo controllo. È una fase difensiva impressionante di Pato. Adesso è Borgo, la serve a Ambrosio, defilato al centro per Cisco, parte da lontano, deve superare Borzi, lo fa servendo. Poi il tentativo di Ambrosio da posizione defilata, ma è fuori dallo specchio della porta, era disturbato da Ortiz che riparte per i suoi. Da questi a Borzi ancora, un blocco vistoso, poi la sfera è intercettata, la recupera Ambrosio, la fa correre per Cisco, ragiona il Forte dei Marmi, time out chiesto dal Forte dei Marmi. La sfera è per Borgo, poi c'è il fallo, dice l'arbitro, di Lunetta. Si lamenta Ambrosio, dice sono stato spinto là dentro, ma in effetti non ha pietà Mauro Giangregorio e concede il fallo a favore del Sarzana. 3-0, Ambrosio, Pato, Torner, 2 falli a carico del rossoblu, a quota 5 il Sarzana. Intanto torna in pista anche Enric Torner, turno di riposo, questa volta è per Andrea Borgo. Giulio. Sì, un Borgo che come hai detto giustamente all'inizio è reduce da un europeo under 23 veramente di altissimo livello. È una cosa onestamente che ci fa piacere, perché avendolo visto varie volte e avendolo raccontato, insomma, avevamo la sensazione che avesse fatto un gran campionato, e la fiducia che Alessandro Bertolucci ha avuto in lui è stata ampiamente ripagata dal giovane giocatore che, come appunto hai detto, è stato anche il miglior realizzatore della formazione italiana. Un'Italia che si è piazzata al 4° posto, che forse avrebbe a livello di gioco meritato qualcosa in più, ma sappiamo come vanno a finire queste manifestazioni in cui si gioca praticamente tutti i giorni, basta un errore e si finisce magari fuori anche del giro della medaglia. Però resta il fatto che Andrea Borgo ha disputato veramente un europeo under 23 da protagonista. Senza ombra di dubbio, Borzi, De Rinaldis, Manrique, Mattucini, dall'altra parte Torner, Ambrosio, Cisco, Torner ci prova e segna Enric Torner, ecco la doppietta personale ed è 4-0 quando mancano 6:46. Con l'uomo davanti trova il varco perfetto. Di qua lo rivediamo bene anche come il tiro come è effettuato, eccolo qua, si è visto male perché è arrivato ed è 4-0. Enric Torner, Ambrosio tra due avversari con estrema calma. La sfera questa volta è intercettata molto bene da Francesco De Rinaldis. De Rinaldis ancora per Borzi, per De Rinaldis, ancora per Manrique,
che ci prova da posizione defilata, non ha difficoltà il Forte dei Marmi a recuperarla. La palla è per Pato fra due avversari, Ambrosio all'indietro, Cisco, ancora lui per Torner, doppietta personale per lui questa sera. Ancora Torner, finta il tiro, l'appoggio è sbagliato, attenzione che se ne va Cosimo Mattucini, va alla conclusione. Riccardo Ognata chiamato in causa raramente, ma quando lo chiamano c'è. Sì, due parate molto importanti, anche questa è stato molto bravo a chiudere lo specchio in uscita su Mattucini. Tanto ci prova ancora Manrique due volte e per due volte il portiere re del campionato gli dice di no. Ancora Ipignazar, Ambrosio, Torner, da questi a Ipignazar, Pato per Cisco, per Enric, per Pato, 4,53. Ancora Cisco per Torner, limite del tempo, Torner se ne va, agganciato da De Rinaldis, c'è il blu a De Rinaldis. Blu a De Rinaldis, c'è da asciugare la pista e da qui in avanti ne vedremo di corse dell'omino con lo spazzolone. Sì. Dunque punizione di prima. Comunque non appena il Fortename ha un attimo calato la tensione, soprattutto in fase difensiva, il Sarzana si è presentato 3 volte di fronte a Agnata, a dimostrazione che il risultato è frutto di un'ottima partita del Fortename, non certo di una comparsata del Sarzana. 20-25, il tiro diretto è l'amico El Baffo che è andato a pulire la pista, ridacchia adesso con il signor Galoppi. Dunque Ambrosio contro Corona, vediamo se Corona, specialista nei rigori e nei tiri piazzati, riuscirà a intercettare. Non serve perché alza troppo la sfera Ambrosio, prova un'alza e schiaccia ma gli riesce soltanto a metà, dunque il tiro non dà risultato. Manrique la serve praticamente a Torner per Ambrosio e ancora Corona, stavolta riesce a tenere a galla, poi si lotta all'angolo e c'è forse anche un colpo prevedito. Torner finisce a terra in area di rigore, l'arbitro dice che si può proseguire, che è stata presa la sfera, ma ancora il Forte dei Marmi che recupera. Ipignazar in panca per Borgo, ancora Corona a dir di no ad Ambrosio, è quasi un derby Ambrosio Corona. Sì, considerando che poi il Sarzana sta giocando con un uomo in meno, non pensa ovviamente a difendersi, ma cerca anzi di portarsi in avanti anche con l'uomo in meno, appunto. Senza ombra di dubbio il cartellino blu per Torner, che ha spintonato la Valaustia, ci terrei a precisare, Ortiz, perciò giusto il blu, ma vediamo che questo sia la misura però, perché prima era successo a Borgo e non era successo niente. Comunque giustamente blu a Torner. Mentre ancora 1 minuto e 10 secondi da scontare De Rinaldis, se non segnerà il giocatore del Sarzana ci sarà parità numerica con un uomo in meno per parte, altrimenti ritornerà, se segnerà il Sarzana il Fortename ritornerà in superiorità numerica. Dunque lo specialista Ortiz contro Capitan Agnata, vediamo quale sarà la decisione. Parte Ortiz, la pianta addosso a Agnata che spara via e adesso si gioca a campo largo praticamente 3 contro 3, anche se l'uomo del Sarzana entrerà 1 minuto prima. Sì.
c'è il fallo di squadra a carico del Forte dei Marmi, terzo fallo a quota 6 Sarzana. La punizione, battuta in questo momento Ortiz, Borzi ancora, e ancora il numero 11 Sarzanese che fa scorrere il tempo, aspetta giustamente che scorrano questi 34 secondi per avere l'uomo in più. Ortiz, poi la conclusione deviata, sfera che finisce lì, la recupera Pato per Borgo, percussione di Borgo, si ferma, supera Borzi di slancio, la dà all'indietro per Pato, percussione di Pato, ancora una volta la conclusione in caduta, ma questa volta fuori dallo specchio. Siamo dall'altra parte con Manrique, e tanto sfuma l'occasione della superiorità e con il numero 79 entra Tognacca, usato spesso durante la superiorità numerica da mister Festa. Il Forte ha 34 secondi. Anche in Serie A2 ha giocato Tognacca. Pato e Pignazar, adesso bisogna uscire dalla zona buia e cercare di mantenere sfera. Sono 22 secondi di inferiorità, sfera all'indietro, tutta lunga per il tentativo ancora, stavolta non l'aggancia il Forte dei Marmi, una manciata di secondi, pronto Cisco a rientrare. Ancora la pallina per Ortiz, per Tognacca, per il tentativo al centro che non riesce, poi non riesce ad andarsene Ambrosio, finisce l'inferiorità numerica, dunque tiro diretto parato da una parte, tiro diretto parato dall'altra, superiorità che non ha valore né da una parte né dall'altra. Si torna a giocare sul 4-0 quando manca 1:27. Forte Marmi in pista con Borgo, Ambrosio, Cisco e Pato e Pignazar, Ortiz, Borzi, Tognacca e Manrique. Adesso c'è il fallo a carico del Forte dei Marmi, il quarto fallo. Fa cenno il signor Gian Gregorio che bisogna fermare sfera, riposizionarla, un primo e 14, 74 secondi alla fine del primo tempo, risultato 4-0. Strapremia il Forte dei Marmi che comunque, per quello che si è visto in pista, merita tutto il risultato. Sì, sicuramente, cioè, ha fatto vedere la superiorità tecnica oltre che nelle realizzazioni, perché è stato soprattutto bravo, ecco, come in questa circostanza, vediamolo, e ancora una volta Corona ci mette veramente del suo per salvare la rete, ma anche in questo caso una ripartenza perfetta del Forte dei Marmi. E ci ha provato anche il Sarzana praticamente nella stessa maniera, ma fuori misura, poteva essere un'azione pericolosa. Forte dei Marmi che potenzialmente può arrivare in fondo al tempo con i 35 secondi che c'ha ancora alla fine, ma non è di questo avviso Cisco e Pignazar. Poi l'arbitro dice che non c'è stata deviazione e dunque a 29 secondi alla fine può tentare l'ultimo tiro la formazione del Sarzana, sempre che Pato glielo consenta, perché abbiamo visto che infatti recuperata sfera, Cisco, missile di Cisco smorzato, e allora Tognacca la riporta avanti per i suoi. Tognacca per Borzi, ancora per Tognacca, il tiro smorzato finisce qua con il risultato di 4-0. Apre Ambrosio, raddoppio di Pato, gol di Torner, poi raddoppio personale di Torner, 4-0, 6 falli Sarzana, 4 Forte dei Marmi. Giulio, le ultime parole di questo primo solo tempo. per far notare che mancavano 35 secondi e ci sono stati 4 tiri, 3 nello specchio della porta e 1 fuori, per dar l'idea di come l'hockey, no, abbia delle diversità non indifferenti da altri sport molto più lenti e compassati. Bene, io ringrazio l'amico Giulio Arnolieri per il commento, Giuseppe Nardini per la parte tecnica e le riprese, Simone Polacci sempre puntuale in regia.
ci prendiamo qualche minuto per respirare, la linea va alla regia.
Bene, torniamo qua, vediamo pronto il Forte dei Marmi con la formazione con cui ha aperto il primo tempo. Dunque Gnata fra i pali, Torner, Pato e Cisco Ipignazar e Fedambrosio, Corona che si sta preparando per prendere posizione fra i pali, insieme a lui c'è Ortiz e Illuzzi insostituibili, insieme a loro abbiamo Manrique e, se non vado errato, dovrebbe essere Tognacca. Battuta in questo momento, Torner in fascia destra, Torner attaccato, cambia per Ipignazar, Ambrosio, Torner, esce dalla zona buia Torner, allarga per Pato, Pato al centro, ma la sfera è all'indietro per Cisco. Cisco che poi prova, l'impatto c'è ma non è preciso. No, a porta vuota, fra l'altro. Sì, un tiro a mezza altezza di prima intenzione, ma la deviazione non riesce a Fede Ambrosio, poteva essere così sembrerebbe avesse colpito lo spigolo della racchetta. Sì, perché poi noi le diamo tutte per semplici, ma insomma no, certo. Le combinazioni sono 1 miliardo di possibilità. La serie intercettata da Gnata, rilanciata per Cisco che si ferma, ragiona, cambia per Fede Ambrosio, Ambrosio per Pato, da questi a Torner, dall'altra parte Cisco, Torner ancora, questa volta non possiamo neanche dire il gran lavoro di Corona, perché a mio avviso neanche l'ha vista. No, era ben piazzato. Addosso. Veramente incursione importantissima di Torner. Ancora Forte dei Marmi, dunque 2 occasionissime non sfruttate. La sfera è per Torner, per il tentativo di prima attenzione di Ambrosio che però passa al lato su pressione di Manrique. Il Luzzi la cambia per Ortiz. Ortiz ancora cerca un compagno che non trova, è il Luzzi, il blocco di Luzzi, l'arbitro dice che si può proseguire, Manrique per il Luzzi ancora, cerca la percussione personale e personalmente gli dice di no Riccardo Gnata, ex compagni. Il tiro di Torner, sfera che rimbalza sul palastinchi avversario, ma è ancora Ipignazar, da Pato a Cisco, per Torner ancora onnipresente. Quando si dice giocatore di regia, Torner è impressionante. Sì. Poi finisce a terra, c'è l'aggancio, dice l'arbitro, da parte di Ortiz che si dispera. E quando sono passati i 2 primi e 31. Giulio. Comunque quello l'ho visto, però la regola è quella in effetti da dietro, e quindi dunque, credo sia Borgo l'incaricato che è entrato apposta. Giulio Ortiz, il tiro di prima affidato a Andrea Borgo. Borgo che ne ha trasformati di importanti anche all'ultimo europeo. Ma ha davanti a sé Corona che è un castiga specialisti, veramente bravissimo. Non so, addirittura sui rigori credo che abbia una media di parate altissima, straordinaria. Vediamo quello che sarà l'esecuzione di Borgo, entrato al posto di Pato Ipignazar. L'esecuzione di Borgo è straordinaria, finta contro finta, lo rivediamo, lo mette a sedere e fa 5-0, eccolo qua, passo di qui, passo di lì, passo di là, niente da fare, 5-0 e Andreino Borgo riesce ad allargare il risultato, ma del resto voglio dire, avevamo già avuto, il Forte dei Marmi aveva già avuto diverse occasioni in questo secondo tempo, la sera ancora intercettata. Ha iniziato meglio il Forte dei Marmi del Sarzana questo secondo tempo, al di là della rete. Adesso ci prova ancora Andrea, ma questa volta perde la maniglia sulla sfera.
Adesso è Borzi che deve uscire, ma c'è il pressing altissimo di Torner e poi sfumano i 10 secondi, gran pressing della premiata ditta Borgo Torner. Sfera da Torner a Borgo ancora, ma stavolta però è intercettata. Poi Borgo va a disturbare Tognacca, riesce Tognacca a far giungere Sfera all'avversario, ma poi Ambrosio si trasforma in difensore, recupera Sfera e rilancia l'azione d'attacco del Forte dei Marmi. Ancora dietro porta per Torner, aspetta il piazzamento dei compagni. Pato, adesso è lui dietro porta per Borgo, Borgo che si accentra, va alla conclusione, disturbato da Manrique, poi Tognacca recupera la sfera per i suoi, rilancia per Borzi, da questi a Illuzzi, Illuzzi ancora per Manrique, Borzi, ma c'è Borgo in anticipo, Torner, Borgo ancora, Torner in fascia sinistra, all'indietro per Ipignazar, ancora il tentativo di triangolazione che non si chiude, ma Forte dei Marmi che manovra ancora. Torner per il tentativo sotto misura di Ambrosio, Rimbalza sulla traversa. ancora un ferro toccato, Ambrosio all'indietro, deve correre Cisco e poi la mette là in un angolo, non rischia nulla il Forte dei Marmi. Anche questo è segno di grande concentrazione. Si riparte dal vertice basso alla sinistra di Riccardo Gnata quando se ne sono andati 4 primi e 38. Ancora Illuzzi attaccato da Ambrosio, la cambia per Manrique, da questi a Tognacca, ancora Illuzzi, finta il tiro, cerca la percussione, si porta a Borgo, grande a portargli via Sfera in maniera pulita, la cambia per Torner, Torner dall'altra parte per Cisco, si aiuta con la sponda, Cisco ancora, il tentativo di filtrante che non riesce, poi la sera è per il tentativo di Tognacca in area dopo l'incursione di Illuzzi, niente da fare. Borzi ancora, che ancora Borzi, sfera all'indietro per Illuzzi, Illuzzi la percussione a largo è per Manrique, ma c'è Cisco Ipignasa che viene martellato da Domenico Illuzzi, vale il 7° fallo di squadra. Borgo in possesso di sfera, Borgo ancora, fa da solo fra 2 avversari, non supera il terzo, attenzione Manrique per Tognacca, sfera lunga, nell'angolo Tognacca deve difendersi dall'assalto del Forte dei Marmi, è Cisco che soffia a sfera, gli ritorna dopo l'appoggio Ambrosio, da questi a Borgo ancora, Cisco Borgo, Borgo dall'altra parte per Torner, percussione di Torner, tentativo al centro, niente da fare, Manrique tenta il piazzato, alza un braccio, sfera che finisce fuori dal rettangolo di gioco. La punizione e i 40 secondi sono a favore del Sarzana. Giulio. Forte dei Marmi sta gestendo molto bene la partita, è iniziato il secondo tempo con una enorme concentrazione che non era scontata, perché poi quando uno è in vantaggio per 4-0 contro una buona squadra come il Sarzana, il rischio di dare per scontato, no, che la partita sia ormai definitivamente incanalata c'è, e invece il Forte dei Marmi è partito molto forte, diciamo che è partito più forte nell'inizio del secondo tempo nonostante il vantaggio che nel primo, e quindi ha legittimato con questa quinta rete il proprio predominio. Per il momento insomma la partita è saldamente sulle stecche dei rossoblù, e che insomma
dovrebbe esserci veramente un totale rivolgimento perché si possa riaprire, però sappiamo che l'hockey non è uno sport dove le cose vanno sempre come sembra e quindi c'è sempre da stare attenti. Intanto un palo ancora di Francisco Epinazar, a dimostrazione appunto di quello che dicevo prima del Forte Rami, che è partito veramente molto concentrato. Borgo, Torner, Borgo per Cisco che non trova l'aggancio giusto, intanto è entrato in pista con il numero 24 Lorenzo Angeletti, giovanissimo, che poi si trova subito a tu per tu con Gnata che lo ferma. Borgo ancora, l'appoggio è per Ambrosio, da questi a Torner, c'è il time out chiesto da Mirko De Cerone, mentre sono pronti Pato e Chicco Rossi. Pato entra adesso al posto di Cisco, dunque cambio di Pignazar. Torner, Pato supera un avversario, fa tutto da solo, poi serve Ambrosio che prende ancora un palo. È impressionante, vediamo ogni quanti pali si riesce a segnare una rete. Ora ogni 5 pali Ambrosio segna una rete ed arriva, ci avevano provato già diverse volte. Sì, no, ma infatti, ma forte quella posizione, quella rete di Ambrosio è una delle sue specialità, è la stessa posizione da cui prima aveva colpito male, la panina si era alzata, ma insomma vediamo la dietro porta, è perfetto. Eccola qua, l'eccezione che conferma la regola, qui una volée perfetta con niente da fare perché giustamente Corona stava coprendo l'altro palo e non poteva essere da due le parti contemporaneamente. L'assist di Borgo e il gol di Ambrosio, premiata ditta, che farta il Forte dei Marmi sul 6-0. E adesso, perché il risultato torni a favore del Sarzana, credo che serva un suicidio collettivo in stile setta americana, insomma una cosa del genere, ecco. Sì, anche perché scusate, ripeto, da quello che si è visto in questo secondo tempo il Forte Rami ha interpretato veramente alla perfezione la partita, perché al di là delle due reti c'è stato anche una notevole quantità di occasioni, i pali ma non solo, quindi è chiaro che insomma è pienamente legittimo il successo del Forte dei Marmi fino a questo momento. Sarzana onestamente, ecco, dopo un primo tempo in cui non aveva sfigurato, del secondo tempo, considerato che doveva cercare di stringere un po' i tempi, cercare di riaprire, almeno di segnare qualche rete, mi aspettavo qualche cosa di più, però è chiaro che quando si ha di fronte una squadra come il Forte Rami che gioca sui livelli del Forte Rami di questa sera, si ritorna al discorso di festa di inizio partita. Sarzana sicuramente non giocherà al massimo, ma il Forte Rami sta giocando bene, non quindi in grado da mettere il Sarzana in condizione di potersi riportare sotto più di tanto. Corona, Borzi, Angeletti, Illuzzi e De Rinaldis, Rossi, Ambrosio, Torner, Pato e Pignazar. Questi quintetti ovviamente capitagnata fra i pali. Pato adesso che va a lottare sfera con Borzi la mette al centro, lì c'è Ambrosio che disturba, siamo al limite dei secondi, ci prova dalla distanza, niente da fare. Ambrosio con calma la serve a Pato, intanto si prepara anche Kerekes all'ingresso in pista. La sfera è per Ambrosio ancora, che la manovra per Pato, per Torner che credo stesse per andare a prendere il turno di riposo. No, non è così. Tutto pronto, 15:33 alla fine della gara, 6-0 il risultato. Doppietta di Ambrosio, doppietta di Torner, gol di Pato e gol di Borgo. Adesso è Angeletti, Lorenzo Angeletti per Illuzzi, finisce a terra Angeletti, l'arbitro dice che non c'è fallo, poi Pignazar fa l'Ipignazar, soffia a sfera, fuori Ambrosio, dentro Kerekes, palla per Pato, in orizzontale per Torner che la mette al centro ma è sull'altro palo Chicco Rossi. Adesso nell'angolo c'è l'anticipo di Kerekes che soffia a sera, poi attenzione a Borzi che
va a provare il pettorale di Riccardo Gnata. Ancora Chicco Rossi, Kerekes, da questi a Pato, Pato per Kerekes, percussione in fascia sinistra, si ferma, aspetta il piazzamento, serve Rossi, Rossi che supera il diretto avversario, va alla conclusione Murata, Serra che schizza nei pressi di Illuzzi, Illuzzi per Borzi, dall'altra parte Angeletti, De Rinaldis, Illuzzi ancora attaccato, poi serve De Rinaldis che sbaglia tutto, la sfera è per Pato che deve difenderla nell'angolo, c'è l'ingaggio fischiato dal signor Galoppi. Dunque sfera contesa quando mancano 13:57, risultato di 6-0 per la formazione della Canniccia Motor Club Versilia, con Torner che porta via una sfera importante, la serve a Rossi, rimbalzo maligno della pallina, dunque Angeletti alla meglio, la può portare in avanti, ma c'è la stecca alta di Borzi nel tentativo di liberarsi da una marcatura, c'è la punizione già battuta, Forte Armi che torna in avanti. Pronti al cancello, primo turno di riposo per Illuzzi, dentro il giovane cileno, se non vado errato, Manrique. Pare sì. La sfera è per Borzi. Arrivato a gennaio. Sì, rinforzo di gennaio. Borzi ancora. Cerca un compagno. Trova arretratissimo proprio Manrique. Francobollato da Chicco Rossi. Lo scarico è su Borzi. 10 secondi per arrivare alla conclusione, per chiudere l'azione d'attacco. Angeletti attaccato da Pato e Pignazar che ha la meglio, si ferma Pato, aspetta il piazzamento, adesso deve uscire dalla zona calda, lo fa in questo momento servendo Torner per Pato, per Torner in profondità per Kerekes, ma c'è l'anticipo con Mestieri di De Rinaldis che se ne va in fascia sinistra, Francesco la cambia ma c'è il grande anticipo di Pato, poi si litiga un po' con la Sera, Kerekes rimbalza una Sera mal controllata, diventa un potenziale contropiede ma niente di fatto, dentro anche Cosimo Mattucini per Borzi, dunque la sfera al centro, niente da fare, Cosimo in possesso di pallina, da questi a Manrique. Ancora Cosimo tenta il tiro ma la sfera è riconquistata dopo l'incursione rosso-blu. Manrique adesso prova un alza e schiaccia improbabile, la sfera recuperata da Chicco Rossi che la serve a Pato e Pignazar, poi c'è il contatto sulla stecca, era rigore, questo era rigore netto, sì, probabilmente non ha voluto infierire Galoppi ma questo era rigore nettissimo, così come questo è un blu e ci pensa Gian Gregorio. Blu a De Rinaldis ancora, aveva già preso il blu proprio per aggancio nel primo tempo, perciò gara per De Rinaldis, immagino gara finita. Sì, anche perché sennò rischia con il terzo blu di beccare una giornata di squalifica, infatti va negli spogliatoi direttamente. La punizione di prima è affidata a Borgo che ci riprova all'8:22, al 2:31 aveva superato è ritornato Corona. fuori. Deve andare nella panca punita. E lo rifà nella stessa maniera identica, lo mette a sedere da una parte e poi un gancio velocissimo e gliela insacca alle spalle, 2 su 2, ma soprattutto nella stessa maniera, è impressionante. Probabilmente Corona avrà detto non ci proverà ancora uguale e invece sì, In grande effetti Andrea. in partenza si è un pochino più spostata a destra, però poi dopo ha rifatto lo stesso gioco, perfettamente riuscito.
Dunque 13° minuto, Borgo fa 7-0, doppietta anche per lui, 2 Borgo, 2 Torner, 2 Ambrosio, gol di Pato Ipignazar, che consentitelo forse il più bello di tutti, in caduta. Adesso è Cisco che porta l'insidia, si ferma, l'appoggio è per Chicco Rossi, siamo ai limiti dei secondi, Rossi deve andare alla conclusione, lo fa, riguadagna il 45, poi prova, alza e schiaccia dentro porta, ma l'arbitro assegna l'ingaggio, dunque alla contesa. Con questo discorso delle stecche alte sinceramente vado un po' in confusione, anche perché questa insomma non era proprio bassissima. Sì. Comunque 10 minuti e 20 da giocare, partita saldamente sulle stecche del Forte dei Marmi, che però chiaramente la qualificazione se la deve conquistare, perché domenica alle 18 a Sarzana in gara 2 ai rigori basta vincere anche con un solo gol per portare in parità. Questa è la legge dei playoff, che fa sì, come dicevi giustamente all'inizio, che inizia veramente un altro campionato, perché è tutta un'altra dimensione l'assenza dei pareggi, il giocare a distanza ravvicinata, le temperature che si alzano, la stanchezza di tutta la regular season, insomma sono tantissimi i fattori al di là di quelli tecnici che determinano poi l'esito dei playoff. E poi ci sono anche, non di meno, ad esempio per il Sarzana, ma l'ultima spiaggia, no? Voglio dire, il Sarzana deve sperare per poi tornare a Forte dei Marmi, perciò sono gare da ultima spiaggia. E ancora Riccardo Gnata che ferma, 9:15, dentro anche Gabriele Ambrosio, dunque Ipignazar, Gabriele Ambrosio, Kerekes e Borgo. Adesso Giulio fa un po' effetto pensare a Borgo come l'uomo in pista d'esperienza. In effetti ha già alle spalle un bel percorso di carriera, dimentichiamolo, no? Il primo europeo prima ancora del Covid, poi vabbè tutti i problemi fisici che ha avuto a Forte dei Marmi prima della stagione in cui invece aveva fatto molto bene a Montebello, e quindi insomma già un giocatore di una notevole esperienza nonostante la giovane età. Tanto la sfera è al centro per Manrique, che però arriva con un attimo di ritardo. Angeletti, Mattugini, Manrique. Ritengo che fra qualche minuto dovremmo vedere Tognacca. anche Ciupi. Sì, immagino anch'io 8:12 alla fine. Potrebbe esserci anche per il portiere dell'Italia imbattuto all'europeo, Raffaello Ciupi. Ancora la sfera per il Sarzana, recuperata però da Borgo, poi il filtrante è troppo veloce perché possa essere controllato. Ambrosio, ma c'è il fallo di lunetta di Kerekes, era stato era ben terra, servito Gabriele Ambrosio. Manrique in possesso di sfera, Manrique ci prova, Borgo su di lui, ancora Manrique per Angeletti, da questi a Mattugini. Mattugini aspetta il piazzamento, poi serve in profondità, ma c'è Cisco Ipignazar per Borgo, per Cisco ancora che esce dalla zona buia, chiama fuori Gabriele Ambrosio, attaccata alla sponda, Gabriel fra due avversari, poi alla meglio Tognacca, da questi a Cosimo Mattugini. Ancora il Sarzana che manovra, squadra giovanissima in pista. Adesso un rimpallo favorisce il Sarzana, che torna in avanti con Cosimo Mattugini, da questi a Angeletti. Tanto si sta preparando Raffaello Ciupi,
6:22 alla fine, ancora Mattuccini per Manrique. E c'è da dire che se Borgo, fa effetto pensare a Borgo come uomo esperienza rossoblu, pensare a Cosimo Mattuccini che l'abbiamo visto crescere, nascere, oltre che hockeyisticamente anche proprio fisicamente, insomma, no, ragazzo cresciuto nelle file del Forte dei Marmi, perciò e lui è l'uomo d'esperienza del Sarzana in questo frangente. Anche lui campionati, insomma, a Correggio, Vercelli, ci prova proprio lui dalla distanza, ma ancora Riccardo Gnata a dire di no. Tanto è chiamato il time out dalla panca rosso-blu. Cosimo si ferma, 5:25. Tognacca, Angeletti, prova il tiro murato da Ambrosio, sfera all'indietro, la conclusione ancora fermata, poi l'anticipo con Cisco per il tentativo di Ambrosio, ma si intromette il portiere Corona, ferma tutto, fischia l'arbitro e c'è il time out, l'avvicendamento in porta. Esce Capitagnata imbattuto in questi primi 45 minuti ed entra Raffaello Ciupi. Dunque Forte dei Marmi in pista con Ciupi, Borgo, Pignazar, Cisco, Gabriele Ambrosio e Kerekes. Giulio. Fra l'altro, ripensando all'esperienza nell'Under 23 di Borgo e di Ciupi, anche l'altro portiere della nazionale italiana era di queste parti, visto e considerato che è Mechini della Pumas, una Pumas che giocherà i playoff promozione prossimamente, quindi un risultato importantissimo per la squadra allenata e praticamente di cui Mirko Bertolucci è l'anima, quel Mirko Bertolucci che praticamente qualche anno fa regalò proprio la Coppa Italia Senior al Sarzana proprio su questa pista e regalò una grandissima delusione al Forte dei Marmi, che era partito con i favori del pronostico in quell'edizione e che invece finì sconfitto proprio dalla formazione ligure allenata da Mirko Bertolucci, che era subentrato al fratello Alessandro sulla panchina della squadra sarzanese. E oltretutto prima del Forte dei Marmi si era bruciato anche una squadrina come Lodi, ce lo dimentichiamo, perciò insomma fece proprio una Coppa Italia straordinaria. Bravo il Tognacca nel tiro, ma brava la risposta di Ciupi, di Pignazar. Gran riflesso di Ciupi, perché ha fatto un tiro al volo molto bello, molto ben indirizzato, e lui è stato prontissimo a deviare. A freddo non è una cosa scontata. Ancora il Forte dei Marmi che intanto ci prova con Cisco, la cambia su Gabriele Ambrosio, Ambrosio dall'altra parte per Kerekes, poi subentra ancora Ambrosio fra due avversari, ma ha la meglio Cosimo Mattuccini. Da questi a Manrique che porta l'insidia nei pressi della porta difesa da Ciupi. Tognacca dietro porta, si vede l'asserimento di Angeletti, sfera all'indietro, Tognacca ancora, poi in un qualche modo sporcata la sfera, ma è ancora Angeletti per Mattuccini, il tiro, la parata a sfera che rimane lì, ci mette la stecca Ciupi, la rilancia Kerekes fra due avversari, poi subentra l'esperienza di Mattuccini a portargli via sfera, o meglio a sporcargliela. Manrique reimposta l'azione. Manrique ancora, ci prova da solo, risponde presente Raffaello Ciupi, 3:19. Ancora il Forte dei Marmi con Borgo, Borgo ancora, c'è il fallo di Borgo, la punizione in favore del Sarzana, già battuto. 180 secondi alla fine della gara, 7-0 il risultato.
doppietta di Ambrosio, doppietta di Torner, doppietta di Borgo e gol di Pato Ipignazar. La sfera rimane a metà strada, non se ne vede Kerekes, dunque ancora il Sarzana che ha 19 secondi per chiudere la zona d'attacco, con Angeletti che fa la conclusione. Guantone, sfera per Kerekes, Kerekes arriva fin dietro porta, si ferma, manovra, la serve a Gabriel Ambrosio, 2 su di lui, se ne libera Ambrosio, la serve all'indietro per Gabriel ancora, cambio fuori Borgo e dentro Pato, ancora Cisco Ipignazar, Pato spintonato, si ferma la balaustra, Pato lo appoggia per Gabriel Ambrosio che prova a mettersi in proprio, una martellata smanacciata molto bene però dal portiere Corona. Ancora Gabriel per Ipignazar, per Gabriel attaccato, poi recupera sfera, ci prova da solo, sfera al lato, ancora Gabriel in possesso di pallina. Gabriel per Kerekes, ancora Pato, Pato fa tutto da solo, poi la serve ad Ambrosio ma la pallina schizza lontana, dunque Angeletti può riconquistarla, affidarla a Manrique. 67 secondi di cui 35 sulle stecche del Sarzana. Ancora Tognac la mette al centro, niente da fare, Pato su Angeletti, costretto a girare sfera all'indietro, 51 secondi, in tempi andati si sarebbe accesa una luce rossa. Giulio, possiamo entrare già immagino in fase sì, di commento, perché 7-0, 30 secondi. Un risultato che si commenta da solo, intanto sta partendo molto bene. Ambrosio, poi al momento del tiro lo ferma e riparte il Sarzana. Ambrosio ancora, niente da fare, gli dice di no ancora una volta Corona. Ma molto buona la prova di Ambrosio, anche quella di Kerekes, ma sotto porta Ambrosio ha creato veramente dei grandi pericoli. Conclusione al volo di Mattugini. Niente, un primo finisce 7-0, sì. Credo che sia la prima partita finisce a 0 per il Forte dei Marmi, a rete inviolata, credo. Sì, quindi anche Ciupi mantiene per 5 minuti e qualche secondo la sua rete inviolata come aveva fatto Ognata prima di lui. Un playoff iniziato nel modo migliore per la formazione rossoblù, però diciamo aver vinto di 7 gol conta relativamente, nel senso che conta certamente la bella prova del Forte dei Marmi, ma a Sarzana ci sarà da vincere per portare il tutto a chiudersi lì e a portare il Forte dei Marmi nelle semifinali, perché se il Sarzana vincesse anche di un solo gol di scarto è chiaro che tornerebbe fra una settimana esatta qui al Palaforte. Certamente in questa partita il Forte dei Marmi ha dato una ottima dimostrazione di forza, la pausa non l'ha demotivato, anzi l'ha caricato nel modo giusto e diciamo che ha disputato una prova in crescendo con un secondo tempo ancora più autorevole del primo. Però le partite dei playoff sappiamo bene che una delle caratteristiche dei playoff è quella che le indicazioni della partita precedente vengono sempre smentite in quella dopo. Vediamo quello che succederà domenica alle 18 a Sarzana. Grazie e buona serata da parte mia. Doppietta di Ambrosio, doppietta di Torner, doppietta di Borgo e gol di Pato Ipignazar. È vero che il risultato 7-0-1-0 non cambia niente, ma insomma è una prova che non manca nelle gambe, nella testa dei ragazzi rossoblù. Grazie a Giulio Arnorieri per il commento, grazie all'amico Giuseppe Nardini per la ripresa, la parte tecnica e quant'altro, a Simone Polacci per la regia. Noi ci risentiamo più avanti, a Dio piacendo. Dunque da parte di Fabrizio Ercolini è tutto, olè!